Io cittadino della provincia di Macerata, educazione alla società e alla cittadinanza e anche altri soggetti collegati per le scuole e per gli studenti. Sì, questa è un po' la nuova metodologia con cui offriremo appunto l'offerta formativa alle istituzioni scolastiche della provincia, intendendo tutte le scuole, i 190 plessi che esistono, dall'infanzia fino alle scuole superiori. E ampliamo l'offerta passando dalla stretta competenza dell'educazione ambientale all'educazione con la E maiuscola, quindi parlando di tutto quello che con l'ambiente è collegato, l'educazione alimentare, l'educazione sanitaria, gli stili di vita. Quindi la capacità di interpretare uno sviluppo che è assolutamente ecosostenibile, questo perché siamo anche oggi all'interno della settimana per l'educazione all'ambiente e alla sostenibilità. È un po' un approccio nuovo che vogliamo dare in maniera sussidiaria, sostenendo e contribuendo ai piani di offerta formativa delle singole scuole, proponendo progetti che possono essere attivati dalle scuole stesse, che avranno un sostegno economico diretto in termini non di erogazione di contributi in soldi, ma in progetti formativi, in visibilità, in iniziative concrete che vorranno coinvolgere tutto il mondo della scuola, quindi insegnanti e alunni, ma anche i loro genitori e la comunità che vive intorno alla scuola. Quindi è un concetto un po' ampliato che abbiamo voluto presentare e che mi pare stia avendo un po' anche l'approvazione da parte delle istituzioni a cui l'abbiamo presentato.